Mettere insieme intorno a un tavolo i comuni, la scuola, soprattutto le scuole, mettere insieme in questo tavolo anche le varie associazioni che si occupano delle nostre comunità, anche le stesse parrocchie dove frequentate dai giovani stessi e le forze dell'ordine. Accerchiare il bullismo da tutti i fronti, dal versante sicurezza a quello sociale. È l'esperienza da sindaco che traduce in atti pratici ciò che dovrebbe indicare la politica. Ma non è solo sul fronte del bullismo che nella Marca e nel Veneto si gioca la partita della sicurezza. Dopo i furti a Valdobbiadene e a Vittorio Veneto la risposta non può essere lasciata alla singola comunità. Credo che la sicurezza sia una priorità e quindi bisogna rimettere a disposizione dei comuni dei fondi per progetti di vigilanza, di telecontrollo e di maggiore sicurezza sul territorio. Interventi dove la regione dovrà avere un ruolo di primaria importanza. Per questo è fondamentale scegliere con le primarie di domenica il candidato che si confronterà con il presidente Zaia. Una scelta che coinvolge tutti i cittadini al di là del pensiero politico. Molti cittadini non sanno che domenica prossima si votano. Pensano che possano votare solo gli iscritti al Partito Democratico e non è così. Possono votare tutti gli elettori che hanno compiuto 16 anni. Con un documento di riconoscimento non devono fare altro che recarsi ai seggi. I seggi li trovano sul sito del Partito Democratico, i seggi del proprio comune di residenza. Il PD ne sta allestendo tra i 500 e i 600 in tutto il Veneto, quindi, ma anche nel mio sito www.simonetarubinato.it potete trovare il seggio più vicino al luogo in cui abitate.